amici YouTube, oggi vi farò vedere come funziona il nuovissimo dispositivo dell'aggiornamento software di iOS 9. Prendiamo il nostro bellissimo cellulare in mano. Ecco qua, questo è il nuovo sfondi perché sono tre personalizzati nuovissimi sfondi e oggi analizzeremo tutti i pregi. Un primo pregio è che trascinando la schermata home verso destra troviamo questa, la cerca come nell'iPhone 3, oppure basterà andare sempre in giù con la schermata home e sarà uguale, quindi questo è un pregio. Poi ci saranno delle applicazioni già installate, il Kali Wallet, questa, Trova amici e trova il mio iPhone. Ebbene sì ragazzi, poi cosa possiamo dire? Che le impostazioni, ragazzi miei, non saranno più come quelle altre, ma saranno molto diverse. Abbiamo il tasto per cercare cosa vogliamo, la notifica hanno cambiato, lo stemma era il rosso, e soprattutto guardate c'è l'utilizzo della batteria di fuori. Guardate, vedete? Hanno aggiunto il risparmio energetico, io non l'ho acceso, la percentuale della batteria che c'è quasi sempre. Poi vedete, quando chiudono le applicazioni non saranno più verso destra ma saranno verso sinistra. E ultimissima cosa per questo video, andando su WhatsApp possiamo per esempio vedere benissimo che all'inizio la tastiera è maiuscola come sempre e poi la tastiera diventa minuscola, cioè tutti i tasti sono minuscoli e il tasto per cancellare è più marcato. Il resto, la scritta è un pochino più diversa e comunque poi è molto più bella, anche perché ci sono sulle impostazioni, se andiamo su sfondo troviamo tantissimi altri sfondi. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Scusate perché urlano, perché sai, i miei genitori sono così, se li sentite. Iscrivetevi, commentate, mettete tantissimi pollicioni in su e vaffanculo i pollicioni in giù ragazzi. Ciao a tutti.